Decine di clienti al giorno, di tutte le età e di tutte le estrazioni sociali. Erano 5 le ragazze cinesi sfruttate da una connazionale in un appartamento di via Monte Cervino a Favaro Veneto. La donna, 48 anni, è stata arrestata dai carabinieri del nucleo operativo di Mestre. Fondamentali le segnalazioni di condomini e vicini di casa che hanno portato i carabinieri a setacciare le inserzioni sui siti internet di un'agenzia pubblicitaria e a controllare i numeri di cellulare dei clienti. La maîtresse gestiva tutto per telefono da Milano, fingendo di essere la ragazza dell'annuncio per tenere lontano le forze dell'ordine e inviando i clienti nell'appartamento di Favaro. Da Milano controllava clienti e ragazze. Metteva anche in viva voce, una volta che il cliente era entrato nell'appartamento, la prostituta, in modo da poter verificare sia l'entità della contrattazione e quindi della prestazione e quindi gestire anche in remoto questi servizi. Notevole il giro d'affari giornaliero, quantificabile in 2.000 euro. Le prestazioni venivano pagate dai 20 ai 200 euro. Sì, il giro d'affari era elevato e comunque il numero di clienti quotidianamente era di diverse decine. La cinese non si fidava di nessuno, da Milano arrivava raramente a Mestre solo per pagare gli annunci negli uffici dell'agenzia pubblicitaria. È stata in questa occasione che i carabinieri l'hanno arrestata e incarcerata per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e liberato le ragazze, costrette a prostituirsi a ritmi serrati.